Buon dia a tutti. Io cercherò per italiano. Ecco, allora, intanto mi sono giusto dos paraulis per presentare Chiara Aviani. Che no, bisogna conoscere, perché oramai a conosci me, a conosci Serena, dopo di misdì la Rina conosce anche un'altra collega che è la bibliotecaria, ma Chiara è la prima volta che si sente chi un no, anche se per tanto di altre sono una musegnove, chiaramente, però è l'ultima entrata chi tenestre società filologiche furlane. E che sparc'è? Perché, come che lo sapete, chi in filologico ha tante fantasie, no? Non arrivi mai a fermarsi, ho sempre un'idea, un progetto di meeting pins, e però effettivamente non scoventava una professionista che a sapesse c'è molto metti per iscritto, no? Queste nostre idee, e così arriva anche a l'entrata ai bands regionali, europei, collaborando con altre realtà, con altre amministrazioni, ecco, e il nostro direttore che ha diviso una roba ha queste grandissime capacità di portare d'onge vieille professionalità, ha individuato Chiara Aviani che di un anno ecco, a ottobre sarà un anno e collabora con noi e ha già messo un gruppo di progetti. E alle proprie di un di questi progetti che la Rina fedela come il progetto si chiama Saperi al Setaccio e lasci direttamente la parola perché a Sarajevo a spiegare di dove è partito questo progetto. Grazie Antonella, troppo buona, direbbe Fantozzi, ma mi sento un po' Fantozzi in questo momento. Il rosso non è del caldo, ma insomma non sono abituata a tutti questi complimenti. Andiamo un po' sul concreto perché c'è tanto da dire su questo progetto. Io vi racconterò un po' come è nato, dal bellissimo lavoro fatto con Antonella, Serena e Kat, insomma un po' tutta la squadra della filologica. È un progetto che nasce perché appunto c'è stata la proposta da parte della Regione di partecipare a un progetto sull'avviso storico e etnografico, progetti educativi didattici sul tema del Novecento. Il tema del Novecento è ampissimo, è un tema che insomma in qualche modo apre tantissimi cassetti, no? Non solo della memoria ma anche della fantasia. E non era facile trovare un tema che in qualche modo valorizzasse il patrimonio culturale del territorio e allo stesso tempo fosse creativo, desse la possibilità ai bambini e ai ragazzi di sperimentare nuovi modi di valorizzazione del patrimonio. Ok. Questo progetto è stato subito inserito all'interno dell'attività del centro Docusquele, non poteva trovare culla migliore per farsi coccolare insomma dalle competenze e dalle professionalità che ci sono all'interno della filologica e quindi permettere di far germogliare un progetto che può avere delle ottime potenzialità, come vedremo. L'idea nasce proprio da questa percezione che si ha che molto spesso i bambini non frequentano i musei etnografici se non obbligati, o dalla scuola o dai genitori che magari hanno qualche curiosità. All'interno dei musei si sentono spaesati, non riconoscono gli oggetti, non sanno come si chiamano, non sanno come si utilizzano. Anche noi rischiamo di perdere questa memoria perché alcune conoscenze, alcuni saperi ci stanno sfuggendo di mano. È talmente labile, no, il patrimonio immateriale che in qualche modo ci sentiamo in dovere e ci pare anche un'ottima occasione con questo progetto riappropriarci di alcune conoscenze e di alcuni saperi e di farli proprio passare al settaccio. Quindi non tanto selezionarli, ma tenere il bello delle conoscenze che emergano appunto su questa reticella che c'è nei tameis, che si diceva prima. E quindi la scommessa è proprio avvicinare i bambini a questi musei, bambini e ragazzi,
e ai musei etnografici che custodiscono la storia del nostro Friuli, e ce n'è moltissimi, ci sono tantissime raccolte musei, ne abbiamo scelti alcuni. Soprattutto per far innamorare della storia i bambini devono conoscerla, devono in qualche modo diventare protagonisti, e lo sappiamo, voi lo sapete molto bene perché ci lavorate ogni giorno con loro. E quindi solo se diventano protagonisti, diventano in qualche modo i narratori e diventano in qualche modo le persone giuste che riescono a far scattare questo innamoramento tra gli oggetti, i musei e questo filo profondo che deve esserci di valorizzazione del patrimonio, proprio il processo di patrimonializzazione. L'idea è quella di far scoprire gli oggetti che spesso li vediamo e non sappiamo come si prendono in mano, come si usavano, come sono fatti, cioè andare un po' a fare come delle indagini, a fare un po' i detective, no? Di queste raccolte, e in questo modo riuscire a dare questo valore al patrimonio immenso che abbiamo nelle nostre collezioni regionali. E il focus sarà appunto la cucina del Novecento. Abbiamo scelto questo tema perché è versatile, si presta a essere trattato in diversi modi e anche attraverso diverse materie, dall'italiano alla storia, alla geografia, la geometria, la tecnica, la tecnologia, per cui dà veramente un ampio ventaglio di possibilità di lettura. E ci concentreremo appunto sull'area del Friuli e del Veneto orientale, dove appunto c'è ancora una presenza linguistica friulana molto interessante. Sono stati così individuati 5 partner nel progetto: il Comune di Udine con il Museo Etnografico del Friuli, il Comune di Fossalta di Portogruaro con il Museo Etnografico, il Comune di Fara di Sonzo con il Museo di Documentazione della Civiltà Contadina, il Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, che attualmente gestisce il Museo della Casa Clautana e Casa da Fum, e la Fondazione del Museo Carnico, che gestisce appunto il Museo delle Arti Popolari di Tolmezzo. I protagonisti saranno sicuramente gli alunni e gli studenti delle nostre classi, e sono stati individuati in questo momento questi istituti comprensivi perché sono quelli che in qualche modo hanno un dialogo diretto con i musei e sono proprio nel territorio in cui ci sono i partner di progetto individuati. Ma nulla toglie che queste sperimentazioni poi possono essere fatte e vissute soprattutto da altre scuole. Abbiamo individuato pochi obiettivi ma molto chiari. Il primo è quello di favorire la conoscenza dei musei e delle raccolte etnografiche del Friuli del Veneto orientale del Novecento, attivando reti collaborative con realtà anche extra-regionali. È stato già istituito un tavolo di lavoro che permette appunto di mettere a confronto e a dialogo i partner di progetto per sviluppare non solo le idee progettuali, ma anche dare gambe e poi sostegno proprio anche vero, proprio attivo alle idee appunto che sono venute fuori, che vorremmo portare avanti. Verranno realizzati degli incontri itineranti per raccogliere appunto i materiali e le offerte didattiche di questi musei per studiare, analizzare, vedere come possono essere migliorate in qualche modo o come possono essere modificate, come possono essere ampliate. L'idea è proprio quella di creare degli strumenti operativi utili alla narrazione di questi patrimoni. E naturalmente ci faremo dare una mano da esperti locali, alcuni li conoscerete appunto in questi giorni, operatori culturali, da voi docenti, per riuscire a costruire proprio una sorta di valigetta di strumenti per capire, comprendere, ma soprattutto per raccontare questo patrimonio culturale che è così importante e che è così ben raccolto in questi musei. Naturalmente l'obiettivo è quello poi di predisporre dei percorsi didattici e poi organizzare dei seminari di formazione come quelli appunto che già il Tocoscuele organizza. Hanno volge. Vediamo. No. Grazie Antonella. Vediamo. No. Ecco, ha bisogno di coccolo. Il secondo obiettivo è quello di promuovere nelle scuole aderenti al progetto lo scambio delle conoscenze attraverso esperienze ludico-didattiche che saranno di volta in volta documentate.
L'idea è quella che le scuole proprio adottino in qualche modo questo museo, che il museo diventi non quel luogo dove si va a fare un'esperienza, ma che in qualche modo diventi un luogo proprio, un'aula didattica esterna alla scuola, dove poter sperimentare, dove poter veramente avere un approccio multidisciplinare e che permetta di raccontare gli oggetti, ma di non subire una visita, ma diventare protagonisti attivi delle attività che si fanno. E questo permetterà appunto di confrontarsi anche con altri luoghi culturali importanti come le biblioteche, ad esempio. Permetterà di favorire laboratori didattici per sperimentare proprio gli oggetti che ci sono all'interno di queste collezioni, toccarli con mano, replicarli, interpretarli, guardarli, osservarli, raccontarli. I bambini e i ragazzi avranno la possibilità di creare delle storie che diventeranno un nuovo linguaggio per raccontare il museo anche ad altri ragazzi. E l'idea è quella di realizzare poi un prodotto culturale, anche digitale, che in qualche modo raccolga le diverse modalità di narrazione che hanno scelto le scuole per raccontare questo patrimonio. Infine, il terzo obiettivo è quello di produrre strumenti che attivino processi di ricerca etnografica e narrazione con e per i bambini e ragazzi. Questa è un po' la fase di restituzione. Voi conoscete molto bene la metodologia CRIL, che sarà un po' al centro per la costruzione di queste unità didattiche. E alla fine l'idea è quella di realizzare un video, una videonarrazione di questi luoghi e degli oggetti che sono stati protagonisti di questa esperienza che verrà fatta, dando voce appunto agli oggetti, dando voce ai protagonisti che sono i bambini e i ragazzi, ma creando poi una storia di quel luogo che in qualche modo ha un legame, una profonda relazione tra il luogo stesso e i bambini e i ragazzi che hanno vissuto questa esperienza. Tutto il materiale naturalmente sarà divulgato e messo a disposizione sia dei musei che delle scuole che dei partner di progetto, per cui sarà libero e fruibile e servirà appunto, sarà utile per promuovere la conoscenza del patrimonio culturale, le attività didattiche nuove che verranno pensate per questi nuovi musei che in qualche modo si doteranno di strumenti nuovi di narrazione che magari sono anche più vicini ai bambini e naturalmente per promuovere i musei etnografici. L'obiettivo è quello dello scambio di esperienze con altre scuole anche nazionali. Con questo vi auguriamo veramente buon lavoro e crediamo che sia veramente una bella opportunità non solo per la scuola di aprirsi al territorio, ma anche al territorio di conoscere nuovi linguaggi di narrazione del patrimonio, perché c'è molto bisogno di svecchiare i musei in qualche modo, ma soprattutto di fortificare le relazioni tra territori e scuole. Buon lavoro a tutti, grazie. Allora, grazie Chiara. Io invece adesso vi illustrerò la parte un po' più operativa, no, di questo progetto, ovvero quelle che saranno le azioni concrete. Allora, quindi sarà il DocuScuole chiaramente ad occuparsi della parte operativa, no? Del progetto che si svolgerà lungo l'anno scolastico 2023-2024. Come già ci ha detto Chiara, i partner sono questi 5 musei, peraltro uno diverso dall'altro veramente, 5 realtà mi viene da dire complementari per avere un quadro di quella che è la realtà dei musei etnografici del Friuli. Il Museo Etnografico di Udine è l'ultimo nato
se vogliamo, no? Dal punto di vista delle collezioni etnografiche. È un museo anche molto raffinato, al passo con i tempi, dal punto di vista così degli allestimenti. È un museo ricco di fascino, con delle collezioni veramente importantissime. È in Borgo Grazzano, spero che abbiate avuto modo di visitarlo, perché veramente vale la pena. Al suo interno, per esempio, c'è una collezione che ci lega come istituzioni, che è legata a una benemerita della Società Filologica Friulana come Andreina Nicoloso Ciceri, che subito dopo, insomma, la sua dipartita lasciò il suo patrimonio etnografico in parte a noi, in parte appunto, nella gran parte, al Museo Etnografico del Friuli, che poi tutta questa collezione rimase chiusa per molti anni in attesa appunto del nuovo allestimento. Abbiamo il Museo Gortani di Tolmezzo, che è veramente un gioiello, nel senso che è una collezione ricchissima, è uno spaccato sul mondo della Carnia che è quasi commovente. Meriterebbe sicuramente una rivisitazione dal punto di vista di certi allestimenti, che però è un processo che è effettivamente in essere, perché anche da poco, insomma, hanno inaugurato una nuova parte, insomma, di allestimento, quindi anche questo è molto positivo. Tra le altre cose, ritornando un salto nel Museo di Udine, sapete che c'è una bellissima sezione dedicata proprio alla storia della scuola del Novecento, che è stata curata dal maestro Gaetano Vinciguerra, che mi auguro conosciate, perché è stato veramente una grandissima personalità del mondo della scuola, no? E anche quello vale la pena di essere conosciuto dai ragazzi, per capire quanto anche nel corso di 100 anni la scuola sia davvero cambiata, no? Poi al centro questo bollino centrale, invece, dedicato al Museo della Civiltà Contadina di Farra di Sonzo, che sarà quello che andremo a visitare domani. Questo è un contesto meraviglioso, perché è una riqualificazione, insomma, di un casale contadino, con tutti i suoi annessi e connessi, che sono in parte anche utilizzati come ristorante, insomma, tutto un ambiente molto grande, con un prato, con una corte interna che ci ospiterà poi per il laboratorio di scrittura creativa che faremo domani, che è veramente un contesto di grande fascino. Poi abbiamo il Museo della Casa Clautana o Chase da Fum di Claut, i cui interni li avete visti nella presentazione di Chiara, perché dovete capire che Chiara è l'anima di un territorio, è di là da Laghe, giustamente come dice lei, ma è proprio una profonda anche conoscitrice di quel territorio della pedemontana e della montagna pordenonese, e anche questo è un museo veramente molto ricco, no? Dalle collezioni, anzi, che ha proprio la finalità, come mi spiegava Chiara, di arricchire continuamente queste collezioni, per avere davvero come dire, un oggetto per come dire, una completezza, ecco, no? di collezioni, degli oggetti che si trovano all'interno. E poi per finire andiamo oltre confine, appunto, con questo spaccato d'interno dove c'è un fogolar, che è il Museo Etnografico di Fossalta di Portogruaro, che è come dire, l'immagine di una passione profonda di un gruppo di volontari che hanno raccolto e allestito questo museo, a dichiarazione del fatto che con la passione si possono anche portare avanti delle realtà come un museo, pensate un po'. Quindi è davvero tutto
sono 5 realtà che vale la pena conoscere. Inizieremo questo progetto proprio, come diceva Chiara, con il motto Adotta un museo, cioè cerchiamo una classe per ciascuno dei nostri musei, cerchiamo un abbinamento, no? La classe dovrà essere una quarta, una quinta primarie, una prima, una seconda, una terza delle secondarie di primo grado. I musei devono essere raggiungibili a piedi da queste stesse classi, proprio per favorire, no? Anche le visite frequenti, no? Un'adozione che sia concreta appunto con questo museo, e anche favorendo il fatto che, come sappiamo, voi lo sapete meglio di me sicuramente, i trasporti non sono sempre agevoli, no? Trova lo scuolabus, chiedi l'autorizzazione, questo e quello, insomma diventa veramente fastidioso il tutto. Quindi abbiamo bisogno di 5 classi, ciascuna legata al territorio del museo. Le azioni del progetto coinvolgeranno tutti, coinvolgeranno gli insegnanti con uno dei nostri corsi di formazione, che come sapete sono corsi di formazione riconosciuti dal MIUR, coinvolgeranno gli studenti con i laboratori didattici a loro dedicati e coinvolgeranno tutte le scuole con un incontro poi di restituzione finale. Allora, iniziamo così ad entrare nel corso di formazione per gli insegnanti. Vi ho già detto che sarà un corso riconosciuto dal MIUR secondo il decreto ministeriale 170/2016, così come sono tutti i nostri corsi di formazione, comprese anche queste nostre 3 giornate di studio che condividiamo con voi in occasione della scuola di agosto. Sarà un percorso in modalità blended, quindi in parte online, in parte anche con qualche incontro in presenza. Per l'online utilizzeremo la nostra piattaforma Moodle. I contenuti saranno un'introduzione alla cultura alimentare della tradizione friulana del Novecento, elementi di metodologia CLIL per creare ciascuno la propria unità didattica, e faremo un laboratorio creativo di scrittura, un laboratorio pratico per la creazione di video, di documentazione e artistici. E qui dovrebbe suonarvi qualcosa di familiare, perché questi 2 laboratori, creativo di scrittura e pratico di video, sono quelli che andiamo a fare anche durante questo nostro incontro agostano. Ma poi arriveremo appunto a capire il perché di questi laboratori. Per quanto riguarda invece gli interventi didattici per gli studenti, naturalmente si tratterà delle visite al museo con le esperienze didattiche che vengono proposte dai musei stessi, per approfondire prima di tutto la collezione museale in maniera generica, ma soprattutto poi con un approfondimento alla sezione dedicata alla cucina. Faranno anche i ragazzi un laboratorio di scrittura creativa in classe e un laboratorio per la creazione di video in classe. Quindi prima anche voi vi formate, poi saranno anche i ragazzi ad usufruire naturalmente delle conoscenze da voi acquisite, ma anche non solo le vostre, anche di professionisti che poi vi indicherò. A maggio del 2024 poi faremo questo incontro fra queste 5 classi tutti insieme. Io credo che ci troveremo all'auditorium della Valussi, che è qui a Udine, che abbiamo già utilizzato in più di un'occasione proprio quando facciamo questi momenti di restituzione con le classi, in un ambiente scolastico, un bel auditorium grande che può ospitare appunto tanti bambini pronti a raccontare naturalmente la loro esperienza. Chi sono gli esperti a supporto di questo progetto? E per voi abbiamo scelto il meglio, come facciamo sempre.
Chiaramente saranno i conservatori e gli operatori dei musei, sarà Amica Ada Beer che vi farà online delle lezioni sugli elementi di metodologia CLIL, sarà Matearium, non so se avete avuto modo di conoscere, Matearium, laboratorio di nuova drammaturgia, sono degli esperti proprio di scrittura creativa, un team giovane, vivace, che per anni utilizzava il Castello di Ragogna come sede anche di questi corsi estivi che faceva di scrittura creativa, e che adesso invece hanno adottato un bellissimo mulino nei pressi di San Daniele, dove continuano appunto con queste loro attività. All'interno ci sono illustratori, ci sono esperti di teatro, ci sono appunto esperti di scrittura creativa usciti dalla scuola Auden di Torino. Insomma, è un bel gruppo vivace che conosceremo domani a Farra di Sonzo. E poi Marco D'Agostini, quello di cui vi parlavo prima, docente dell'Università di Udine, ma anche soprattutto regista, e con lui faremo il corso di creazione appunto di video. E quali saranno i risultati di un percorso, di questo percorso che andremo a condividere? Allora, le classi, quindi i ragazzi, saranno accompagnati verso la scelta e lo studio approfondito di un arnese da cucina, ovvero i ragazzi entrano nel museo, conoscono la collezione, approfondiscono la parte dedicata alla cucina, all'interno di questa collezione andranno a scegliere un solo oggetto. Quell'oggetto sarà approfondito sotto tutti i punti di vista, l'uso che se ne faceva, perché tante volte noi diamo per scontato, no? Io adesso non vi rivelo la mia età perché queste cose 20. non si dicono, esatto, brava, Chiara lo sa e appunto mi suggerisce il 20. Però so tante cose nonostante i miei 20 anni, no? Ecco, io quell'oggetto lì lo riconosco, so che è un macinacaffè, ma un bambino di 7-8 anni vede quell'oggetto lì, cosa può essere per lui con un cassettino, con una manovella sopra? Che cos'è questo oggetto? Sicuramente il collegamento non è immediato, a meno che la nonna non ce l'abbia a casa, di solito sopra il caminetto, no? Come oggetto, ma magari non ci ha neanche mai dato peso, pensa che sia un soprammobile, eccetera. Ma è un oggetto peraltro dalle valenze infinite, quel macinacaffè, no? Quel cassettino può aprire verso nuovi mondi, cioè, da lì veramente si può spaziare all'infinito con la fantasia, però è importante sapere che è un macinacaffè. È importante sapere l'uso che se ne faceva, da lì ci può essere lo studio del caffè stesso, come arriva il caffè, come arrivava. Adesso è tutto più semplice, ma insomma come arrivava il caffè da noi? Ed era caffè o era cicoria piuttosto che altro, no? Ecco. Quindi tutta una serie di conoscenze che poi saranno anche conoscenze linguistiche, e di magari non solo italiano, friulano ufficiale, friulano nella variante del posto. Insomma, un arnese può aprire un mondo infinito di conoscenze. Partendo da questo arnese, che cosa succederà? Ci sarà la creazione di un racconto di fantasia ispirato da quell'arnese stesso, che diventerà il protagonista quindi di una storia. Ecco perché ci serve qualcuno che ci insegni a raccontare bene. Poi di quel racconto si farà una trasposizione attraverso un altro linguaggio artistico. Quindi da racconto scritto può diventare un video artistico, può diventare un fumetto, può diventare un disegno, una serie di disegni, e chi più ne ha più ne metta, proprio lasciando libero sfogo alla fantasia. E naturalmente tutto questo processo creativo andrà documentato attraverso un video di documentazione, no? Ecco allora perché facciamo formazione con Marco D'Agostini, che ci insegnerà sia a fare un video creativo
che un video efficace per quanto riguarda la documentazione di quello che andiamo a fare in classe. Paziente, che sono chi presenti, ma us mostri proprio in un lamp le diapositive fatti prima, ok? Ma proprio un lamp. Allora, così tanti mi veis in tu da fevelà, quindi che chi sono i 5 musei che ho tirato dentro dal progetto. Il primo passo sarà quello di adottare un museo di bande di une quarte e une quinte dalla primaria, prime, seconde o terze dalla secondaria di primo grado. I musei avranno di essi donge dalla scuola. Duciu insegnanze, studenti, scuolis avranno una parte attiva in questo progetto. Gli insegnanti mediante un corso di formazione che sarà un corso blended con un'introduzione sulle culture alimentari dal Novecento in Friuli, un elemento di metodologia CLIL, con laboratori creativi di scritture e laboratori pratics per creazione di video di documentazione artistica. I fantaz dagli scuolis avranno invece la possibilità di fare una serie di laboratori dentro il museo ma anche in classe con l'intervento dagli esperti sia di scritture creative che di video. Ovaremo un momento di condivisione finale dal mese di mai del 2024 dove che la RIN ogni classe l'arà a spiegare che è stato il suo percorso. Gli esperti saranno i conservatori e gli operatori del museo ad avere, perché contiene il CLIL, Matearium, laboratori di nuove drammaturgie, perché intende il corso creativo di scrittura, e Marco D'Agostini invece fa il corso di creazione di video. I risultati saranno i risultati che la RIN condividi alla RAN tira dentro i sedi studenti che avranno di scegliere un oggetto teatro alla cultura alimentare dal Novecento. Su questo oggetto avranno di scrivere un conte, chi ste conte dopo e varrà di essi trasportate in un altro linguaggio artistico come un video, un fumetto, un disegno e tutto il percorso al varrà di sei documentato. Ieri in chi, dove si favelave dalle unità CLIL by docenti, perché come che us dicevi, di tanchains o stimpontante tutte proprio sulle metodologie CLIL, ho fatto anche di poco un corso di formazione dentro dal progetto Vecure che l'ha portata alla creazione di una serie di unità didattiche che favelin di costituzione, di salute e benestare e di protezione civile. I viotchi tanti protagonisti di quel corso, di queste unità didattiche che hanno lavorato per noi e che di chi a poco avvioderanno anche la nascita di un altro quaderno dal docuscuole, che foto che vedete lì in banda le proprie qualcheduna dalle pubblicazioni di queste golaine curate dal docuscuole che è dedicate proprio ai lavori che o faseis o altri mediante di queste metodologie. Naturalmente ho viene formata anche dai docenti che fanno di tutor in che science che ho viene dedicata al team per formazione grazie anche alla collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Vegnese ho viene formata tanti docenti che a poi da una mano, no? Di questo punto di vista. E il nostro obiettivo è proprio che di pandi queste metodologie, queste formazioni in maniera tale di rendersi sempre più autonomos tal creare le vostre unità didattiche.
ma non dome iar levs e voaltre so sareis impegnati in questo percorso, il vostro lavoro in classe nos permetterà di avere il materiale per le prossime edizioni dal diario Olmis. Chi ho visto già une anteprime dalla copertina del diario Olmis di Kistan, che Olarina presenta ufficialmente voi dopo di mesi. Ecco, duce i materiali che affeveleranno di questo progetto ci permetteranno di creare un'edizione, non credo proprio della 30ª edizione, ma probabilmente la 31ª edizione, che dall'anno scolastico vince 6, potrà essere proprio dedicate a sapere al setaccio. Allora, per avere più informazioni sul progetto o per darnos anche la vostra disponibilità, perché per esempio io sai che chi è un mestre di Tuniec, can e quinte chi stanno, e magari mi dice Antonella, io vuoi candidare alla mia classe? Ecco, basta dome scrivi un'email alla nostra direzione di queste info@scuolefurlane.it. E grazie per le vostre attenzioni. Sono domande rispetto a queste robe, sono già candidature che io mi subito i conti su Splasares, fatti su progetto no? Le donne per Stelis che sono donne che sì, no? Sì, però io dico anche un'altra roba. Allora, la formazione non sarà dome perché la formazione sarà aperta a tutti. Si va a imparare un metodo, si va a visitare queste realtà museali e dopo questo percorso lo potete portare in denant in autonomia, no? L'unica differenza sarà che Mario e Marco D'Agostini non faranno l'intervento in classe. Che chi sarà la unica differenza? Per il resto che chi ha un progetto che ognuno di voi altri può esportare in denante 30 ore di Furlan che ho vinto ogni anno a scuola. Ok? Perché us di la possibilità di fare la formazione e dopo non veis il museo etnografico d'Onge di Ciase o veis, non sai, però una pinacoteca. Raccolta archeologica, Esatto. Sto guardando le maestre che conosco. Sì. 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 Avete anche classe? Sì. Sì. Un laboratorio in ognuna di queste 5 classi. O di scritture creative o di... Tutti due. Sì, sì, sì. Un di scritture creative e un di video. Allora, le classi lavoreranno per un tocco in autonomia con gli autori da insegnanze, no? E dopo un certo punto, poi anche sì, un punto cruciale dalla creazione di tutto, arriva l'esperto che ti dice sì, tu stai scrivendo bene la tua conte, no aspetta che chi è più efficace se tu lo metti dentro, chi tu escamotage con quel personaggio chi, insomma ti dà che sdretti che fa sì che dopo la conte viene bene e dopo a quel punto arriva l'esperto di video che ti dice ecco per valorizzare il protagonista bisogna fare un'inquadratura dall'alto verso il basso piuttosto che no. Ecco. Robis technicis che dome un esperto chiaramente al può suggerire. Però questo tipo di formazione alle compagni per duci insegnanze che si iscriveranno al nostro percorso di formazione. E dunque, tanta fase nella formazione, magari l'Ancuvenga decide di la visitare un di questi 5 musei, no? E a quel punto o puoi fare tutte le esperienze effettivamente che non fanno in Pakistan. Poi magari
magari, visto che l'idea è di ragionare su progetti pluriennali, nulla vieta di individuare altri musei, altre raccolte, altre realtà che hanno bisogno di essere interpretate, lette, no, dai bambini e dai ragazzi. Ci sono già delle scuole, conosco alcuni insegnanti qui che lavorano già in questo senso, per cui nulla vieta di candidare nei prossimi anni una raccolta archeologica piuttosto che un'ex latteria, piuttosto che un mulino, e raccontare attraverso questa sperimentazione delle realtà che poi vengono messe a disposizione delle altre scuole, perché è molto più bello che siano i bambini a raccontare agli altri bambini l'esperienza da vivere in un museo, la lettura di un oggetto, e in qualche modo si aumenta anche la consapevolezza da parte di questi bambini di quello che è il patrimonio della loro città, del loro paese. E questo ci aiuta veramente a trasmettere tutta una serie di conoscenze e a seguire un processo molto pratico, no? Di quello che è la patrimonializzazione, quindi diventa anche molto più efficace. E col tempo poi questi bambini chissà che non diventino poi veramente migliori cittadini. Anzi, sicuramente succede, perché abbiamo diverse realtà in cui questo succede, proprio perché fin da bambini si è abituati ad adottare una parte del proprio paese, a sentirla propria, innamorarsene e poi raccontarla. Questo è un po' quello che vorrebbe stimolare questo progetto. Abbiamo un museo della città di Latina, che è pensate addirittura a visitare un'aula scolastica di 1900. Sì, è verissimo. Sì, 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 no, è vero. Ecco, noi effettivamente ce n'è tantissimi in Friuli. Abbiamo fatto una scelta, come avrete intuito, anche territoriale, no? Uno centrale a Udine, uno in Carnia, uno nel Friuli orientale, uno nel Friuli occidentale e uno nel Friuli storico, no? Ecco, abbiamo proprio, è stata una scelta senza altre motivazioni, ma esclusivamente, ecco, sì, sì, sì. È nata un po' la bassa, la bassa, cioè, è vero. Ma visto che Antonella ha solo 20 anni, abbiamo tanti anni avanti per, no? Indagare musei e realtà. Sì, sì, sì. Io vedo qui ad esempio ci sono le maestre di Vivaro che sono messe quasi nell'ultima fila, però loro da quanti anni portano avanti questa esperienza, no? In cui i bambini sono i narratori del patrimonio culturale. Alcuni di questi bambini adesso sono maggiorenni e continuano a fare questo tipo di attività culturale preziosissima per il territorio, per cui è innescare, no, qualche piccolo semino per far capire che funziona, insomma, e funziona. Bene. Cosa dite? Pausa? Dite pausa? No, va bene, dai. Posso fare, scusate, solo una piccola domanda tecnica. I diari, quando dovrebbero arrivare nelle scuole? Perché, ad esempio, da noi, a settembre comprensivo, sono arrivati a gennaio, febbraio. No, allora posso... comprensivo, sono andati stressati. No, allora posso garantire, ma veramente garantire al 100%, che se sono arrivati a gennaio è un problema di segreteria, perché la consegna, noi, e questa è una cosa che seguo personalmente, a cui tengo, perché divento pazza ogni anno. Stiamo subito a vedere questi diari perché ormai i genitori si erano già pensati a certo. e dunque se non vengono, se gli insegnanti non sanno che vengono consegnati subito, sì. I genitori a fine agosto sono già... Sì, allora di questo aspetto parliamo sicuramente nel pomeriggio, perché veramente noi mandiamo le comunicazioni e ne mandiamo più di una all'anno in cui diamo proprio le indicazioni, no? Ecco. Sì, 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 ecco, di Berlà in segreteria. Ecco, mi dispiace, ma i ludis senza fastidis. Solo che mi dispiacerebbe a vedere tutto questo
condivido e mi displace a influenzamento. Sì, sì. Una seconda roba, dopo non di corpus di a gennaio, dunque sono arrivati come insegnate ideali, e così anche i libri. Sì. Torna rifletti anche la domanda che facessi, perché se no loro non sai stare lì. Sì, e giustamente, perché il blend dalle antiche complicate. Allora, giustamente mi suggerivi di ripeti la domanda dalla maestra che, ecco, dalla maestra Patrizia, che mi domandava quando arrivini di diari Olmis. Allora, a parte il fatto che voi dopo di misdio Fevelarin dome dai diari Olmis, e dunque queste robe è una roba che li approfondita dopo di misdio. Perché mi diceva che gli di loro sono arrivati a Gennaro insieme con l'insegnante di Furlan. Allora, che chi si capisce perfettamente che è una scelta dall'Istituto Comprensivo, proprio dal fatto che mi ha detto che sono arrivati insieme con l'insegnante di Furlan. Ecco, il diari, gli sento un diari alla di rivale prime di scuole, ecco. E non facendo di tutto perché arrivi le prime di scuole, arriva e vengono consegnate a scuole tra la fine del mese di agosto e la prima settimana di settembre, in maniera tale che il 12, no? Che comincia qui stanno, i frutti lo vedi in tal bank. E che si anche la scommessa che arriva e di non comprare. Ecco, lì, ma che robe lì è una comunicazione che no, è una comunicazione che no o fasine alle stesse segretarie. Allora, il procedimento è che il capo, e dopo si ringa l'argomento, no? Che magari lo ricevingo dopo di me. Il procedimento è che il capo. Una prima comunicazione arriva agli scuolis tor march, dove si dice anche quest'anno la filologica farà il diario Olmis, dateci i numeri che vi servono, divisi per classe, ok? Allora, gli istituti comprensivi normalmente ci mandano numeroni infiniti. Noi facciamo 15.000 pubblicazioni all'anno del diario Olmis, quindi non sono infinite, no? A seconda dell'argomento che trattiamo, scegliamo delle classi. Quest'anno saranno terza, quarta e quinta primarie, non le medie. Terza, quarta e quinta delle primarie, proprio per l'argomento che andiamo a trattare nel diario. E quindi rimandiamo la comunicazione arrivata dall'Istituto Comprensivo dicendo ok, voi ci avete chiesto 2000 diari, ve ne possiamo dare 850 per le terze, quarte e quinte. I diari a quel punto diciamo proprio sono suddivisi per classe, sono suddivisi per insegnanti, per tutto, e a quel punto diciamo i diari arriveranno entro la prima settimana di settembre. Siete pregati di avvisare i docenti che i diari arriveranno e quindi i docenti devono avvisare le famiglie affinché non acquistino l'Olmis. Queste sono comunicazioni che noi mandiamo. Poi, purtroppo, se le comunicazioni si fermano in segreteria, non può dirsi presenza anche lì. Però sul nostro sito, dopo, insomma, non sconoscete oramai di AIS. Vedo qualche dubbio anche sulle distribuzioni dal diario. Antonella, so dentro, chi sta? Ecco, voi a verificare che l'Istituto Comprensivo avete fatto la richiesta, no? Sanno la fatte, fasesi in denante voi altri, sa di sì. C'è l'hai che stanno, perché dopo in chi sulti in science è succeduto che tanti di SGA sono là in pensione. Il vuoto, ecco. Tante scomunicazioni mi arrivavano, io non so di cosa parla, è la prima volta che so di cosa devo fare, no? Allora spiega e fa. La collega non c'è, richiamo. Ecco, è complesso. Lo sapevi miglior di me, no? Dunque, però i vei su un fil diretto. Qualche dubbio? Sui ca. Va bene? Allora, 5 minuti di polse, dopo tachin con le seconde parti della mattinata.